buonasera a tutti e grazie per questa presenza numerosa a questo penultimo, direi, appuntamento della iniziativa Liberi di Volare. Naturalmente ringrazio io gli organizzatori, l'associazione Medico Maestro e anche le associazioni del coordinamento animalista e ambientalista composto dalle associazioni che avrete visto nelle locandine, che hanno avuto anche la gentilezza di invitarmi meritatamente a fare da moderatore. Io sarò il moderatore, quindi sarò quello che, nonostante il fatto che di essere qui in mezzo, in realtà farà molto poco rispetto ai veri protagonisti che vedete alla mia destra e alla mia sinistra. Intanto si sente, perché qua si sente poco? Ecco, così va meglio. Ecco, dicevo che sono solo formalmente al centro del tavolo, mentre in realtà è ai lati che ci sono i veri protagonisti di questa serata, che non hanno neppure bisogno di troppe presentazioni. Abbiamo qui alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, il professor Luca Letterati, ordinario, se non sbaglio, di filosofia teorica a Padova, e mentre alla mia destra, sinistra, scusate, quindi alla vostra destra c'è il dottor Cappo del Laboratorio di Odontologia di Torino e dell'Università di Torino. Il tema di cui parliamo questa sera è antispecismo e animalità, un tema, diciamo, che ha sfumature, è così vasto che è anzi quasi, diciamo, difficile da introdurre. Lascerei quantomeno una prima. Come facciamo, Leonardo? Voi che ceda subito la parola, perché noi siamo stati abbastanza anarchici da non organizzarci. Niente. Benissimo, niente di niente. Beh, allora sentite, io farei così. Speravamo in te probabilmente. Allora senti, io farei così, lascerei due parole a te per cominciare. Prendi tutto il tempo che vuoi, poi il professore farà, diciamo, il dovuto contrappunto, insomma, al tuo intervento. Io mi rimetterò piccole toppe se serve, spero poche, anzi sono certo che saranno senz'altro poche, e poi naturalmente ci sarà lo spazio anche per eventuali interventi o domande che dovessero sorgersi. Ti cedo la parola. Allora, io tanto senza, diciamo, retorica ringrazio Damiano per aver organizzato questo bell'incontro. Lo ringrazio per due motivi diversi. Il primo, ancora una volta senza retorica, è questo, che da qualche anno a questa parte si sta sviluppando un interesse, a mio avviso abbastanza inedito, nei confronti dell'animalità, al di là della questione, che secondo me non è una questione filosofica interessante, dei diritti animali. Cioè dell'animalità come entità teorica, cercando di esplorarla sia da un punto di vista storico, sia, diciamo così, da un punto di vista prospettico, cioè quello che in qualche modo questa entità ha ancora da dare alla riflessione filosofica. Non è un rituale, diciamo così, di bottega. Ringraziare Damiano per avermi dato la possibilità di discutere con Luca Letterati di questo tema, con cui abbiamo già parzialmente discusso di questi temi abbastanza di recente anche in Germania per una scuola tematica che c'è stata proprio sui temi dell'animalità, in cui appunto è emersa una cosa che io immagino che qui ci sarà un pubblico misto, nel senso che ci sarà qualche animalista, qualche curioso, qualche appassionato di filosofia che è venuto un po' ad ascoltare che cosa sarebbe successo qui. E credo che la cosa appunto interessante è che sta emergendo un qualcosa che va, con cui probabilmente non eravamo neanche pronti, cioè che i diritti animali hanno dato una spinta affinché si parlasse di una cosa che li trascende. Cioè è chiaro che anche il discorso che ruota attorno all'animalità, e io brevemente cercherò di dire in che cosa secondo me è importante, perché per cosa è importante discutere di animalità. È chiaro che anche tutto ciò ha avuto una spinta da quello che è successo, almeno a mio avviso, almeno dalla metà degli anni 70 con la pubblicazione dei grandi classici dei diritti animali o di liberazione animale. Poi al limite più avanti cerchiamo di dire anche perché questi temi possono essere problematici. Sappiamo tutti che nel 1975, chi più chi meno, chi l'ha letto o chi non l'ha letto, non importa perché sono quei libri di cui tutti parlano e poi magari tanti non hanno letto,
uscì questo libro di Peter Singer che si chiama Liberazione animale, che è stato effettivamente un libro rivoluzionario, perché si è cominciato a parlare in modo analitico della possibilità di estendere i diritti umani anche a dei soggetti non umani, utilizzando delle teorie che in qualche modo erano fondamentali per discutere di etica umana. Singer per esempio parlava dell'utilitarismo delle preferenze, più avanti altri filosofi come Tom Regan hanno parlato un po' di giusnaturalismo, un po' di giuspositivismo, per cui si cercava di comprendere se delle cose che pensavamo essere necessarie soltanto per regolare gli affari di casa nostra servissero un po' anche per mettere ordine negli affari di un'altra casa, chiamiamola la casa del mondo animale nel modo più generico possibile. Però tutti quei discorsi che ruotavano attorno alla pubblicazione o alle conferenze o alle ricerche di quei filosofi lì erano proprio concentrati su questa idea qui: gli animali hanno o non hanno diritti? Damiano, che credo abbia creato l'evento su Facebook, correggimi che sbaglio, ha messo come frase topica una frase di Singer che in realtà è, come dire, una parafrasi di una frase di Bentham, quella di classica, che non è importante se gli animali pensino o parlino, ma quanto piuttosto se soffrano, mettiamola così. E Singer poi nel suo libro Liberazione animale riprende questo concetto sostenendo che visto che noi ci rispettiamo perché soffriamo, la metto nel modo più semplice possibile, se soffre anche qualcuno che non ha due zampe ma ne ha 4, 1000, nuota, vola e via dicendo, bisogna tener conto anche di quei soggetti lì. Però appunto erano tutti concentrati su questi temi lì, i discorsi degli anni 70, degli anni 80 e anche degli anni 90 rispetto agli animali in filosofia. Tuttavia è poi emerso che almeno a mio avviso, e questa è veramente la prospettiva di un parvenu della filosofia, per due motivi: A, perché lo sono, e B, perché lo devo riconoscere, nel senso che sono comunque una persona che si è approcciata alla filosofia abbastanza da poco da non avere la possibilità di una cultura così bassa sul tema. Però è come se si sia scoperto che in fondo tutti i grandi filosofi si sono occupati di animali in vario modo, e non solo di animali ma proprio di animalità. Per esempio, quando sono stato in Germania, e io ero più uditore che altro, ero un moderatore come te adesso, grazie al professore Letterati ho scoperto in che modo l'animalità era stata problematizzata da filosofi come Hegel e come Heidegger, attraverso la rilettura di tutta una serie di cose che per me, come dire, avevano avuto tutta un'altra funzione. Rileggendole con gli occhiali, mettiamoli così, di colui che si era un po' interessato alla questione animale, ho visto che Merleau-Ponty aveva parlato di animali, che rileggere certi dialoghi platonici si trova un sacco di animalità, che Aristotele ha parlato un sacco di animali, che Hume ha parlato di animali, che Leibniz ha parlato di animali, e che dunque non è che Singer e i cosiddetti antispecisti della prima generazione, quella degli anni 70, si fossero inventati qualcosa che prima non c'era. Uno degli errori tipici che fanno, diciamo così, gli animalisti, mettiamola così, è quella di dire prima degli anni 70 non c'era niente, che non è ovviamente così. Poi basterebbe pensare ai classici come Plutarco, no? Piuttosto che a cose che di per sé non sono filosofiche ma sono piene di filosofia. Io adesso ho visto che c'è un libro di Coetzee sul tavolo, credo si pronunci Coetzee, c'è una disputa sul nome di quest'uomo che magari dopo cercheremo di risolvere. Però sappiamo, pensiamo a un romanzo bellissimo come La vita degli animali, che in realtà in inglese era Le vite degli animali, poi l'hanno singolarizzato e hanno dato una botta, in cui emerge per una delle prime volte quel personaggio letterario che è Elisabetta Costello, che racconta anch'essa della sua passione e disperazione nell'aver capito la sofferenza degli animali, che cosa voleva dire rappresentare questa sua testimonianza all'interno del mondo sociale, del mondo accademico e via dicendo. Per cui credo che stasera il tema sia particolarmente importante, perché non parleremo del perché gli animali hanno o non hanno i diritti. Per esempio, credo che gli animali non abbiano diritti, pur avendo cercato di dire in vari modi che gli animali vanno rispettati. Non credo per esempio che proprio la locuzione diritti animali sia una buona
una buona espressione. Credo che il concetto di diritti, qui poi magari ci potrebbe illuminare di più il moderatore, visto che di professione di diritti se ne occupa molto più di quanto me ne posso occupare io, però io credo che già sia problematico parlare di diritti umani. La questione dei diritti animali aveva un enorme problema, e di questo è il primo punto di cui vorrei parlare stasera rispetto all'animalità. Il primo interesse nei confronti della questione animale in filosofia si è avuto diciamo così, non il primo interesse rispetto a quello che vi ho appena detto, ma il primo interesse esplicito, quello di Singer che vi dicevo prima, si è avuto nell'ambito della filosofia anglo-americana, in quella che viene chiamata più comunemente filosofia analitica. Ora non abbiamo né il tempo né io le competenze per esplorare esattamente che cosa sia la filosofia analitica. Sul tema probabilmente consiglierei un libro che so che è stato recensito ieri sul Manifesto proprio da professori letterati, che è Il mestiere di pensare di Diego Marconi, però appunto non è il mio tema di questa sera. Cosa voglio far emergere questa sera? Che la filosofia analitica tipicamente è una filosofia che mette al centro il logos, la ragione, e su questo spende parecchie energie, sulla teoria dell'argomentazione e via dicendo. È successo dunque che l'approccio all'animalità, almeno a mio avviso, all'interno di quella, chiamiamola impropriamente, me ne scuso, scuola di pensiero, ha fatto sì che degli animali dell'animalità in generale non si abbia avuto un interesse genuino, ma un interesse di questo genere. Dobbiamo tenerli da conto, dobbiamo proteggerli, dobbiamo inglobarli all'interno del nostro sistema di riferimento, dobbiamo rispettare anche loro. Uno dei primi libri di Peter Singer si chiamava L'espansione del cerchio, credo, mi pare, fosse proprio la sua tesi di dottorato. Qual era la sua idea? C'è un cerchio dei diritti, il cerchio dell'etica, dove stanno gli umani, certi di gli umani, perché poi sappiamo che ci sono umani che se la passano parecchio male, okay? Diciamo, c'è un cerchio dei diritti dove sta una porzione di umanità. Quello che dobbiamo fare è estendere questo cerchio e far sì che entrino all'interno del cerchio anche coloro che tradizionalmente abbiamo tenuto fuori, gli animali non umani piuttosto che appunto certe porzioni di umani. Però l'animalità in quel caso è stata pensata non con le categorie che gli sono proprie, ma ancora una volta con le nostre categorie, cioè con le categorie che tipicamente avevano costruito lo stereotipo di umanità. Il vero problema della riflessione dell'animalità, infatti, come aveva capito un filosofo che io amo molto, anche se è talmente complicato che probabilmente non l'ho ancora capito del tutto, che è Derrida, ragionare sulla questione animale è innanzitutto un modo per comprendere l'immagine che noi abbiamo di noi stessi come umanità. Quando a Derrida diedero il premio Adorno, tra le ultime cose che lui ritenne fondamentali per la filosofia del futuro mise la questione animale, e disse: la questione animale non sarà fondamentale soltanto per le sue componenti etiche, ma anche e soprattutto per le sue componenti ontologiche. Parolone complicato, ma era chiaro il senso di quello che lui voleva dire. Ragionare sull'umanità è un modo per capire in che modo l'umanità si sia costruita in sua opposizione. Pensiamo per esempio a come molto spesso filosofi abbiano ragionato proprio attraverso questa catena di esclusione noi-loro, per rintracciare delle capacità che costruivano la nostra immagine decostruendo l'immagine degli animali. Tipicamente, ormai sarebbe anche poco trendy non farlo, se voi prendete un qualsiasi libro sull'animalità, sull'etica animale, inizia sempre con un attacco a Cartesio, più o meno esplicito, perché vulgata cartesiana vuole che Cartesio abbia sostenuto, poi in parte è vero che lo ha fatto, poi questa cosa è stata anche molto amplificata, che gli animali non umani sono degli automi. Lui li paragona, se non sbaglio, agli orologi rotti. Sono degli automi significa, per utilizzare un linguaggio contemporaneo, che questo computer e un animale hanno un'ontologia simile, diciamo, li possiamo classificare in un posto simile del nostro inventario del mondo, mentre l'umanità è qualcosa di qualitativamente diverso, perché per esempio un umano possiede il linguaggio, e il linguaggio è una qualità fondamentale che permette di descrivere la realtà in un certo modo, è simbolo di possesso di stati mentali, di attribuzione di stati mentali ad altri, quindi di teoria della mente, mentre gli animali non sanno fare niente di tutto ciò. E se noi andiamo ad esplorare un po' la storia della filosofia, cercando di trovare colpevoli, tra virgolette, di questo tipo, almeno a mio avviso la ritroviamo, la rintracciamo questa costruzione dell'umanità in opposizione all'animalità. Questo secondo me ci consente di capire, almeno
immediatamente, perché appunto stasera stiamo parlando di qualcosa che trascende la questione dei diritti animali. Cioè non soltanto dobbiamo o non dobbiamo rispettare gli animali, che per me, lo dico timidamente, poi magari verrò contestato sul punto, ne discutiamo. Secondo me la questione dei diritti animali o della liberazione animale o dell'etica animale, o chiamiamola come meglio vogliamo, non è una questione filosofica interessante. Cioè io credo che nel migliore dei mondi possibili non ci si dovrebbe dividere sul rispetto di un essere vivente come un animale. Almeno questa è la mia idea, nel senso che se uno mi dice posso o non posso prendere a calcio un maiale, a me mi sembra una domanda talmente priva di senso che mi imbarazza anche rispondergli, non so come dire. È come se uno mi dice se posso o non posso picchiare mia moglie, e io avrei un po' di imbarazzo a dare una risposta del genere, direi ma è proprio la domanda che è assurda, l'assurdo sta a monte nel fatto che tu mi faccia una domanda del genere. Così se tu mi chiedi se posso prendere a calcio liberamente un cane, io ho un po' di problemi a comprendere perché tu mi stai facendo una domanda del genere. Per cui tutta la questione che ruotava attorno gli animali hanno o non hanno diritti, io personalmente non l'ho mai trovata così interessante, se non da una prospettiva politica o normativa, cioè dobbiamo tener conto degli animali, dobbiamo cercare di far sì che si lavori in una direzione tale per cui un giorno non succederanno più le cose che succedono adesso e in un circo non ci saranno più elefanti narcotizzati messi su due zampe, vestiti con un tutù che ruotano attorno a una musica più o meno ridicola. Quello chiaramente è un problema che va affrontato, io non dico che non va affrontato, dico che però di per sé non è una questione su cui speculare o ragionare così approfonditamente. Credo che sarebbe una cosa un po' più, come dire, che appartiene più al mondo pratico, cioè cerchiamo di regolare quello che dobbiamo regolare affinché, come dire, l'etica delle nostre società si migliori. Però è chiaro che io credo che quella non sia la questione più interessante, ma la questione più interessante è proprio quella che cercavo di abbozzare prima e di cui credo, senza ancora una volta alcun tipo di retorica, sia molto più adatto a parlarne, come credo ne parlerà il professore Letterati, perché l'animalità apre uno scenario di impensati filosofici che trascendono di gran lunga la questione etica. Io per esempio, e stasera spero che ne parleremo un po', ho sempre trovato complicatissimo da interpretare, e se interpretato nel modo più semplice possibile, aberrante, la posizione di Heidegger sull'animalità, o perlomeno sugli animali come esseri poveri di mondo e che non possono morire ma al massimo perire, credo utilizzi una terminologia di questo tipo. Ho sempre trovato interessante e come dire, da esplorare l'idea degli animali, che hanno avuto tutta una serie di filosofi che hanno contribuito poi a costruire l'immagine del contemporaneo così come noi oggi lo abbiamo. Ma credo che in realtà, qui la congiunzione del titolo della conferenza di stasera è antispecismo e animalità. Io credo che queste due cose messe insieme, nel senso tecnico del termine, nel senso che tutti e due congiunti in qualche modo devono dialogare tra loro, portino a discutere di antropocentrismo. Io credo che l'antispecismo di per sé sia la lotta all'apparato morale dell'antropocentrismo, ma la cosa fondamentale di cui discutere è proprio questa, cioè l'antropocentrismo è l'idea dell'uomo non tanto come immagine e somiglianza di Dio o cose del genere, ma come, per dirla diciamo sempre utilizzando una figura letteraria, che credo che quello che poi tra un po' avverrà nel momento in cui io passerò il microfono, dell'uomo che smette di guardare tutto con quella che Kafka definiva l'angoscia della posizione eretta, che secondo me è l'immagine, un'immagine letteraria che ci aiuta a comprendere qual è il vero problema di cui cerchiamo di discutere. Cioè molta filosofia, piuttosto che più banalmente molta umanità, si contraddistingue per il fatto di credere che l'uomo in qualche modo abbia la possibilità di fare tutto all'interno di questo mondo, anche quando questo tutto trascende delle categorie etiche, delle categorie morali e via dicendo. Io credo che se noi ci rappresentiamo per esempio l'immagine dell'uomo vitruviano, no? Quella classica che tutti conosciamo, e andiamo al di là del fatto che era un canone per le costruzioni architettoniche, geometriche, ma la interpretiamo dal punto di vista metaforico, quella immagine è abbastanza esplicita. Poi paradosso vuole che sia stata disegnata da un uomo che era tutto fuorché antropocentrico probabilmente, o almeno da quello che sappiamo aveva quelle strane usanze Leonardo di andare a comprare gli uccellini, e mi
mi fa piacere dirlo questo perché siamo in un evento che si chiama Liberi di volare. Lui li comprava perché non era ancora un antispecista così duro, però andava nei mercati, comprava gli uccellini, liberava queste gabbiette e li faceva, almeno così si dice, credo, nelle vite di Vasari. Poi di lui una testimonianza diretta sua non l'abbiamo, si dice che fosse un vegetariano ante litteram eccetera, però appunto quell'immagine lì interpretata metaforicamente, quella dell'uomo vitruviano, vi fa un po' capire quello che sto cercando di parlarvi, quello di cui sto cercando di parlarvi adesso, cioè dell'uomo che in qualche modo considera tutto a suo uso e consumo e quindi si considera anche come più importante qualitativamente, ontologicamente degli altri viventi che compongono in qualche modo la realtà della vita su questo pianeta. Per cui credo, e questo è il secondo punto a cui io brevemente volevo fare cenno, parlerò molto poco perché anche egoisticamente mi interessa ascoltare quello che si dirà dopo di me. Il secondo punto di cui io volevo parlare è che secondo me l'antispecismo nella sua versione meno diciamo così Animal Liberation Front, ma nella sua versione più teorica, è come se fosse l'ultimo tassello da decostruire dell'antropocentrismo così come noi più o meno lo abbiamo costruito nelle sue connotazioni negative. Dirò una cosa di cui magari parleremo poi: io non credo che l'antropocentrismo sia di per sé negativo. Io credo che un certo antropocentrismo sia di per sé negativo, cioè non quello che mette al centro l'uomo, ma un certo tipo di uomo, l'uomo bianco, imprenditore, appunto il maschio, capitalista, occidentale, che non è l'antropocentrismo che mette al centro l'umanità genericamente, ma un certo tipo di umanità. Ma comunque, secondo me, come vi dicevo prima, l'antropocentrismo è qualcosa che nella storia ha avuto una serie di decostruzioni che sono avvenute. Pensiamo a Darwin. È chiaro che dà una bella botta all'antropocentrismo, al darwinismo, se ci pensiamo e lo interpretiamo esattamente come almeno a mio avviso va interpretato, piuttosto che Galileo Galilei, l'idea che appunto non ci fosse la Terra al centro dell'universo e tutto vi ruotasse attorno, ma che l'universo è una cosa assai più complessa e meno antropocentrata di quanto noi potessimo pensare. Però appunto questa costruzione morale dell'umanità ha in qualche modo attraversato tutti i secoli ed ha resistito attraverso la storia, proprio utilizzando tutta una serie di argomenti che hanno ragionato sull'umanità in opposizione all'animalità. Tipicamente, com'è che si è costruita l'immagine dell'umano attraverso certi filosofi per negazione dell'animalità? Come il possessore di linguaggio, il possessore di mente, il possessore di cognizione, il possessore di dolore, l'autocosciente, che anche qualora un animale fosse cosciente, però noi siamo autocoscienti, perché oltre a non volere provare piacere e dolore, rappresentiamo nel tempo il nostro voler provare piacere e dolore, e dunque c'era sempre qualcosa che noi comunque sappiamo fare e che ci mette su un piedistallo speciale rispetto al resto della vita. In che cosa è stata importante la riflessione antispecista, secondo me, al di là del dire diamo diritti, liberiamo gli animali, nel decostruire questi stereotipi e nel farlo con una precisione quasi chirurgica e anche nel farci capire l'effetto boomerang di stereotipi come questi. Vi faccio soltanto due casi di cui secondo me è fondamentale parlare. Ammettiamo per un attimo che effettivamente il possesso di linguaggio sia qualcosa che rende l'umano speciale rispetto al resto degli animali, cosa che ben inteso è ancora sostenuta da certi filosofi, non è una cosa così strampalata. Se questo fosse vero, non soltanto avremmo i classici effetti che tutti voi conoscete, in cui probabilmente nel momento in cui scopriamo che certi animali posseggono linguaggio, questo è per esempio avvenuto con i bonobo, i scimpanzé, i gorilla, qualcuno di voi avrà visto quel bellissimo documentario che si chiama Project Nim, che è questo documentario su questa scimmia rhesus che ha imparato l'American Sign Language, quindi imparato una lingua dei segni, che ovviamente sappiamo che le lingue dei segni sono lingue come le lingue vocalizzate, cioè sono potenti allo stesso modo, mappate alle stesse aree del cervello, cioè non sono delle pantomime. Questo non solo porterebbe a dover integrare loro dentro questa nostra idea di umanità, che per inciso è quello che hanno fatto Paola Cavalieri e Peter Singer con quella cosa che si chiamava Progetto Grande Scimmia, che è stata una cosa molto celebre in cui si chiedeva all'ONU il riconoscimento dei diritti anche per i primati superiori.
ma avrebbe un effetto boomerang tale per cui tutti gli umani che non posseggono linguaggio non sarebbero più speciali e quindi sarebbero anche al di là di quel famoso cerco dei diritti di cui parlava Singer, o comunque tutti gli umani che hanno degli disturbi linguistici di un certo tipo, pensate agli afasici per esempio, o comunque tutti coloro che non dominano il linguaggio nel senso in cui Cartesio riteneva il linguaggio andasse dominato. In quel caso lì avremo dei boomerang incredibili, animali che entrano dentro la specialità dell'umanità e umani che diventano animali, un'ibridazione che paradossalmente noi interpretiamo positivamente. I confini sono sfumati. Questa è la cosa più interessante secondo me sul ragionare dell'animalità, ed è il terzo e ultimo punto, cioè il fatto che il confine noi-loro non è così netto come molti lo hanno voluto porre, ok? Il confine noi-loro, noi di qua e loro di là, è molto spesso un costrutto fatto appunto di stereotipi. Il secondo caso, oltre a quello del linguaggio che tipicamente è stato utilizzato, è quello della teoria della mente. Ora, la teoria della mente sarebbe complicatissimo spiegare che cos'è, ma pensate banalmente a questa cosa qui. La teoria della mente mi permette di attribuirvi degli stati mentali, poi magari mi sbaglio, però mi permette di regolare i miei rapporti sociali in un certo modo, per cui per esempio se vi attribuisco noia smetto di annoiarmi, se vi attribuisco divertimento continuo su questa linea perché voglio farvi divertire, se attribuisco che possa piacere a una ragazza continuo a cercare di avere una relazione con lei e via dicendo, sta proprio alla base dei rapporti così come li viviamo. E anche questa è stata una delle grandi qualità con cui noi abbiamo detto noi sì, loro no. E anche qui i problemi sono diventati tantissimi, perché l'animal cognition, che paradossalmente seguiva una linea cartesiana, cioè l'idea di studiare la cognizione degli altri animali, che voleva rispondere in qualche modo a Cartesio fortificando i suoi argomenti, e poi in realtà si è trovata a falsificarlo, perché si è scoperto che molte cose gli animali le sapevano fare e come. Ci ha fatto vedere per esempio che la teoria della mente è ben presente nei primati, passano dei test che non passano i bambini molto piccoli, come il Sellian test, quello per cui si riesce a distinguere tra ciò che tu sai e ciò che sa l'altra persona, per cui c'è un'attribuzione di stati mentali di un certo tipo, eccetera. Se questo comunque fosse una qualità che rende importante l'umanità rispetto all'animalità, pensate agli autistici. Gli autistici, secondo un'ipotesi autorevole, quella di Baron Cohen, hanno un problema nell'attribuzione degli stati mentali, e da qui deriva il deficit sociale che li contraddistingue. Avremo degli obbrobri incredibili, tipo che la nostra teoria etica potrebbe consentire di avere gli autistici al posto dei primati degli zoo. Capite bene la follia del cercare in continuazione dei criteri di demarcazione che rendono possibile tutta una serie di cose e impossibili tutta una serie di altre cose. Nel momento in cui noi facciamo questa cesura, scopriamo tutti i problemi del dividere. Cosa succede? Che secondo me la riflessione sull'animalità contemporanea, soprattutto voglio dire quella di matrice continentale, che ha recuperato non soltanto la storia della filosofia, quella che è americana filosofia tradizionale, ma anche appunto i filosofi continentali che hanno a che fare con lo strutturalismo, il post-strutturalismo, Derrida, Deleuze e via dicendo, ha fatto sì che si comprendesse come, più che fare queste continue linee di demarcazione, fosse più interessante cercare di comprendere il flusso unitario che collega la vita animale e che fa sì che in qualche modo noi siamo così perché ci sono loro sono così perché ci siamo noi, cioè c'è un'interrelazione continua tra la vita animale, per cui non ci si può vedere fatti di una sostanza unica e speciale e tutto il resto, come dire, spazzatura o oggetto da posizionare in un al di qua dove tutto è possibile. Io allo stato attuale non propongo una qualche teoria particolare di come dovremmo approcciarci all'animalità, ma credo che ci sia un terreno molto fertile allo stato attuale. Penso alle teorie sul postumanesimo per esempio, cioè all'idea che si crei una nuova immagine dell'umanità che non è più fissa in un'ontologia unica, ma in un'ontologia relazionale, in cui l'uomo si ibrida con la tecnica e con gli altri animali e si costituisce come essere debitore rispetto alla vita, per cui non è più un qualcosa di unico e speciale che si può sganciare dal vivente e mettere chissà dove. Penso appunto alle riflessioni di derivazione post Derrida eccetera, questi filosofi contemporanei che cercano di far vedere come
le differenze sono fondamentali non per la discriminazione, ma proprio per cercare di stupirsi di fronte alla vita nelle sue varie forme. Qual era il problema della filosofia analitica che vi dicevo all'inizio, secondo me nella riflessione di Singer, Reagan, eccetera, che era proprio come dire, imbrigliato in quello che possiamo definire un pensiero identitario. Cioè il problema era che si difendevano gli animali perché uguali a noi, parlano come noi, pensano come noi, soffrono come noi, e dunque ancora una volta c'era una posizione antropocentrica esagerata, perché il problema è: più ti avvicini da me, più sei degno di diritti, più ti allontani da me, meno lo sei. Non a caso Singer, per esempio, è forse uno degli uomini con un antropocentrismo più elaborato di cui io abbia letto, uno che distingue tra coscienti ed autocoscienti, uno che si apre a delle pratiche etiche del tutto assurde sulla base del possesso o non possesso di certe capacità cognitive, eccetera. Quindi al massimo uno specista moderato piuttosto che un antispecista. Mentre tutto il pensiero che oggi si sta facendo in qualche modo strada all'interno della filosofia è un pensiero che fa delle differenze, per esempio, un valore su cui ragionare, per cui il solo motivo di essere diversi, perché dovrebbe essere motivo di discriminazione? Qual è questo legame che rende ontologia ed etica così strette, per cui se tu hai una differenza biologica da me, allora dovresti essere degno di essere ucciso, tagliato in due, mangiato e via dicendo? Dove sta tutto ciò? E non ci rendiamo conto che tutto ciò stava proprio alla base anche delle grandi tragedie che hanno caratterizzato l'umanità, di cercare una purezza della razza, delle caratteristiche essenziali che ritagliavano chissà cosa per escludere tutto il resto. Allora io credo che probabilmente oggi, e qui come vedete ho fatto un intervento più non su quello che c'è ma su quello che sta arrivando, la questione dei diritti animali stia lasciando spazio a una nuova questione molto più importante, che è quella di comprendere come attraverso il pensiero sull'animalità riscopriamo qualcosa di noi, l'immagine che abbiamo dell'umano, come ci siamo costruiti, come ci siamo pensati, che cosa c'è al di qua e al di là dell'umanità. Ci consente anche di ragionare su tutta una serie di cose che in qualche modo hanno caratterizzato il respingimento dell'animalità, la copertura dell'animalità, come per esempio il nostro cattivo rapporto con la corporeità, il nostro pessimo rapporto con la morte, che sono tutte cose che noi abbiamo veramente come nascosto, perché sono tutto ciò che ci legano all'animalità nel senso più puro, più genuino, l'essere corpo, l'essere mortale e via dicendo. Finisco con questo aneddoto che mi piace sempre raccontare perché secondo me mette un po' tutto insieme, che è quello che appunto che Derrida racconta più o meno nell'animale che dunque sono, di quando il nudo incontra la sua gatta non lontano dai servizi igienici di casa sua, e sostiene che sostanzialmente l'animale che ha davanti, che è una gatta, anche se poi Derrida stesso non riesce a maneggiare quello che sta dicendo, perché dentro il libro talvolta si trova gatto e talvolta si trova gatta, quindi si perde immediatamente quel riconoscimento dell'individualità che lui ha in mente già nel momento in cui un po' lo chiama gatto, un po' lo chiama gatta. Ma quello che lui ti dice, lui dice questa frase molto pomposa, dice io sono nudo davanti a lui, e pensare forse comincia proprio da qui. Cosa succede? Che lui è nudo, questo gatta la guarda e lui si vergogna della gatta che lo ha guardato, no? E nel momento in cui si vergogna capisce una cosa fondamentale, che non soltanto lui poteva guardare la sua gatta, ma che la gatta poteva guardarlo. E uno dice, sai che banalità, non lo è per nulla, perché chi di voi si vergogna di stare nudo di fronte al proprio animale domestico? Io credo pochissime persone, mentre probabilmente vi vergognereste di stare nudi di fronte a vostro cugino, un estraneo, un amico e via dicendo. Perché questo succede? Perché riconoscete un soggetto che vi guarda, mentre nell'animale non lo riconoscete, e questo ci porta a comprendere come la questione animale sia di per sé una sorta di filosofia dei punti di vista, cioè comprendere che questo mondo non è vissuto soltanto da noi e non è soltanto guardato da noi, ma anche da tutta un'altra serie di esseri viventi che guardano questo mondo da prospettive completamente diverse. I classici esempi delle stanze di von Uxküll, in cui la stessa stanza vista da mammiferi, insetti, era con colori diversi, forme diverse, strutture diverse, e a quel punto lì non serve tanto chiedersi chi ha ragione e chi no, ma comprendere che esistono diversi punti di vista sul mondo, e questo è anche metaforico, lo capiamo tutti rispetto alla nostra specie, rispetto alla tolleranza delle diversità culturali, delle diversità sociali, delle diversità di scelte e via dicendo. E allora è questo che secondo me dobbiamo capire: nel momento in cui scopriamo che questo mondo non è fatto solo di umanità, ma soprattutto di animalità, e che noi non siamo nient'altro, come dice appunto il titolo del libro di Derrida, animali che dunque siamo, a quel punto riconosciamo diversi punti di vista nel mondo
E quei punti di vista è facile rispettarli a quel punto, nel momento in cui non ce ne prendiamo in carico come se fossero degli oggetti, l'antispecismo come lo conoscevamo, ma come dei soggetti. Anche loro osservano il mondo. E chi a quel punto può decidere che noi abbiamo più diritto di altri ad osservare la realtà? Io credo nessuno, ed è qui che secondo me la questione prende il sopravvento e avrà veramente a che fare con la filosofia futura, come diceva Derrida. Grazie. Beh, grazie Leonardo. Come avrete capito, insomma, già subito dopo questo primo intervento, i temi di cui si potrebbe discutere sono moltissimi e forse anche troppi, si potrebbe essere che fare un convegno di 2 settimane. Io fin d'ora, fra l'altro, ti chiederò qualche precisazione sulla nozione di antispecismo. Ricordo che 2 anni fa, ormai sono già 2 anni che è uscito il tuo libro Per sonde, Maiano non fa la rivoluzione, manifesto per un antispecismo debole, poi, per cui ci dovrai spiegare anche a chi magari non ha mai sentito parlare di antispecismo che cosa significa e in che senso tu proponi, provochi con questa nozione di antispecismo debole. Tenetevi i dubbi o le eventuali questioni per dopo, perché adesso passo la parola al professore di letteratura. Non vorrei che diventasse una cosa un po' di salameletti per cui ci si rimbalza i complimenti e i ringraziamenti. A me fa davvero molto piacere essere qui e ringrazio Damiano per aver creato questa occasione e avere appunto Leonardo a fianco è una cosa per me interessante, nel senso che Leonardo è una di quelle persone, una delle poche persone che ha affrontato la questione diciamo dell'etica animale all'interno di una prospettiva filosoficamente consapevole, cioè insomma senza muovere da presupposti già considerati come buoni in partenza, ma cercando di metterli in questione, e che si sta aprendo appunto a un tipo di riflessione, a un tipo di attenzione nei confronti del problema dell'animale che va ben oltre, come avete capito dalle indicazioni che ha dato, alla questione etica o alla questione appunto dei diritti, come si diceva prima. È abbastanza interessante che quando ho provato a pensare alle cose che si potevano dire in una circostanza come questa, ho pensato molte delle cose che vi ha già detto Leonardo, e quindi credo sarò molto più breve di quanto avevo previsto. E soprattutto la prima affermazione con la quale vorrei iniziare è un'affermazione apparentemente troppo, se volete, ampia e potente, ma della quale sono profondamente convinto, e cioè che la questione animale, la questione dell'animalità è una delle grandi questioni della filosofia del XXI secolo. Ha ragione Leonardo quando prima ci diceva che il problema dell'animale è un problema che ha attraversato l'intera storia della filosofia e che possiamo rintracciare in diversi autori, in diversi filosofi, una attenzione peculiare, a volte in un modo, a volte in un altro, nei confronti della questione animale. E tuttavia io sono convinto che la questione animalità, la questione dell'animale, sia davvero una delle grandi questioni che caratterizzano già adesso, ma che caratterizzeranno sempre più la filosofia del XXI secolo, e cioè una qualche forma di discontinuità tra il modo in cui noi abbiamo parlato di filosofia nei secoli precedenti e il modo in cui adesso cominceremo a parlare di filosofia. Per cercare di spiegare in che senso, secondo me, la questione dell'animale è una delle questioni importanti e fondamentali nella filosofia del XXI secolo, devo dirvi qualcosa circa, questo è un po' come sentirsi nudi davanti al gatto per Derrida, io mi sento un po' nudo davanti a voi in questo momento, nel senso che devo esplicitare che cos'è la filosofia per me. Cioè, per cercare di spiegare in che senso la questione animale è una questione decisiva, devo dire qualcosa circa il mio modo di
pensare la filosofia, di rapportarmi alla filosofia. Io ritengo che la filosofia sia, provo a dare una definizione molto semplice e banale, la problematizzazione di ciò che è noto. Cioè noi quando facciamo filosofia, il mio lavoro è provare a mettere in questione, a interrogarmi intorno a tutte quelle parole, a tutti quei concetti, a tutte quelle nozioni che noi per lo più all'interno del nostro linguaggio ordinario, all'interno del senso comune, all'interno dei discorsi che facciamo quotidianamente, assumiamo come note. Parole che non hanno bisogno, cioè, di chissà quale altra giustificazione. Tutte quelle parole che noi riteniamo essere non bisognose di discussione sono le parole appunto che noi consideriamo note, ed è esattamente su queste parole che la filosofia punta la sua intenzione interrogativa, cioè cerca di mettere in questione tutti quei concetti dentro i quali noi viviamo, dentro i quali continuamente abitiamo e che non sono tuttavia dalle nostre pratiche discorsive discussi. Se questa, perdonate, detta in modo così può sembrare molto, molto generico, insomma, credo di essere poi in grado eventualmente di articolarlo più dettagliatamente, no? C'è un problema con il microfono? Si sente meglio? Come dite voi? Lo tengo qui così. Ok, scusatemi. Il concetto di animale è un classico concetto che noi assumiamo per lo più come noto. Nessuno di noi sembra avere bisogno di giustificare che cosa intende quando parla di animale. E sembra che in qualche modo ognuno di noi si muova già dentro a questa parola, assumendola come qualcosa che è decisamente autoevidente. Non abbiamo bisogno cioè di metterla in discussione. Se poi ci pensate un attimo, se c'è qualcosa di poco noto, o perlomeno di poco conosciuto, è proprio questa nozione, la nozione di animale. È una nozione che sembra che in qualche modo sia sempre stata considerata una nozione autoesplicativa, che non ha bisogno dunque di ulteriori interventi, e che nel momento in cui noi proviamo ad interrogarla, nel momento cioè in cui ci chiediamo che cosa sono gli animali, o se volete ancora peggio, che cos'è l'animale, ci troviamo subito in una situazione di imbarazzo. Perché dicevo ancora peggio? Se ci pensate è strano che noi usiamo l'espressione l'animale al singolare, perché noi pensiamo che esista un concetto che riguarda l'animale, ma anche se lo usiamo al plurale, diciamo gli animali, quante cose ci sono dentro a una parola come gli animali. Eppure contemporaneamente nelle nostre pratiche discorsive noi continuamente parliamo degli animali e degli umani, degli animali e di altri modi d'essere, come se questa categoria fosse una categoria in qualche modo compatta, densa, caratterizzata da una sua stabilità, da una sua autoevidenza, appunto, come vi dicevo prima. Il concetto di animale è, secondo me, un concetto ideologico. Uso il termine ideologico in senso tecnico. Per spiegare che cos'è ideologia in senso tecnico, in generale un concetto è un concetto ideologico quando ha la funzione surrettizia di giustificare una determinata concezione della realtà che passa attraverso questo concetto. Se vogliamo fare un esempio, visto che siamo nel 2014 e spero che si possa tornare a citare quel grande filosofo che era Carlo Marx, Marx ritiene che i concetti ideologici
sono quelli che in qualche modo vengono fatti passare per naturali al fine di giustificare una determinata concezione della società. L'esempio classico che fa Marx è quello della proprietà privata, e cioè Marx dice gli economisti classici tendono a farci pensare che il concetto di proprietà privata è un concetto naturale, cioè che nel momento stesso in cui l'uomo viene al mondo si trova dentro a questa concezione per cui esistono le proprietà private. E Marx dice questa è ideologia. In che senso ideologia? Nel senso che far credere che qualcosa è naturale ed è invece il prodotto di una serie di sedimentazioni storiche, di processi storici, consente a un certo modello economico, quello degli economisti classici che Marx studiava, di giustificare un modello di società. In qualche modo la società capitalistica, adesso non è l'importante essere marxisti, marxiani, credo che esista più nessuno ormai di marxista, ma è importante capire l'uso che fa Marx del concetto, no? E cioè un concetto è un concetto ideologico quando fa passare qualcosa attraverso la sua esposizione che è però fuori dal concetto. Dire che la proprietà privata è un diritto naturale, dice Marx, e non qualche cosa che si produce storicamente, consente di giustificare automaticamente la società capitalistica come una società naturale, cioè non come una società che è un prodotto storico, ma come la società dentro la quale necessariamente ci si muove. Spero di essere risultato chiaro, ma guardate, anche un filosofo come Nietzsche è un filosofo che continuamente lavora nello smascheramento di concetti ideologici, cioè nel cercare di farci vedere come determinati concetti hanno la funzione di sostenere una certa concezione del mondo, una certa concezione della società, ma lo fanno in un modo per così dire surrettizio. A me viene da dire che qualsiasi filosofia che sia davvero tale è una critica dell'ideologia, cioè un tentativo di portare a esplicitazione il modo in cui agiscono questi concetti all'interno delle nostre pratiche discorsive. Ebbene, io credo che uno di questi concetti che va decostruito, che va smascherato nella sua funzione ideologica sia proprio il concetto di animale, perché è un concetto che nella sua apparente autoevidenza nasconde un elemento decisivo, che è quello che metteva in evidenza prima Leonardo, e cioè l'idea che noi siamo qualcosa d'altro da loro. Attraverso il concetto di animale, attraverso l'assunzione non discussa, non problematizzata del concetto di animale, abbiamo posto una sorta di confine ontologico, una sorta di confine che ha una funzione autolegittimante tra ciò che siamo noi e ciò che sono loro. Attraverso questo concetto assunto come banalmente scontato, in qualche modo noi abbiamo posto la nostra superiorità e il nostro dominio nei confronti del mondo. Cioè io credo che attraverso l'uso non riflesso, non problematizzato del concetto di animale, un certo tipo di uomo, ma che è l'uomo che siamo noi, riesce a autogiustificare il proprio essere il dominatore del mondo. Il concetto di animale, insisto, è quel concetto attraverso il quale l'essere umano si autolegittima nelle sue attività rispetto a tutti gli enti che sono altri rispetto a lui.
una superiorità, quella dell'umano nei confronti dell'animale, che alcuni tendono per esempio a fondare anche su autorità, per così dire, per esempio sull'autorità rivelata, la Bibbia, no? La Bibbia sarebbe il testo che in qualche modo dà una sua, ancora una volta, giustificazione, legittimazione alla superiorità dell'umano, dicendogli che in qualche modo il mondo è nelle sue mani. Lo dico qui perché penso che sia un tema interessante. Esistono delle letture delle scritture che vanno in direzioni completamente opposte rispetto a questa. Recentemente è uscito da un po' di anni credo, è uscito un piccolo libro, se volete anche divulgativo, che a me è piaciuto molto, scritto da una esperta soprattutto di letteratura ebraica, che è Elena Löwenthal, che si intitola Vita. È una piccola guida al concetto di vita. È un capitolo interessantissimo, è proprio dedicato all'analisi delle scritture, essendo appunto Elena Löwenthal ebrea e esperta di cose ebraiche, e mostra come esiste una grandissima tradizione, soprattutto all'interno del mondo ebraico, che sostiene che l'uomo, come dire, adamitico, l'uomo originario, no? L'uomo che viveva ancora all'interno dell'Eden, è un uomo vegetariano. Perché? Perché gli viene detto che si deve nutrire dei frutti della terra e gli viene detto che c'è una sorta di proibizione a mangiare il sangue, perché mangiare il sangue è qualche cosa che rivela una attività di violenza da parte dell'uomo. E badate, è un tema secondo me particolarmente interessante, poi tornerò alla fine credo su questo, perché forse ci consente di ripensare una pratica che ormai noi abbiamo, come dire, o secolarizzato, cioè non la viviamo più in termini religiosi, oppure quando viene vissuta religiosamente la mia impressione è che venga vissuta però con significati completamente diversi, che è quella del sacrificio. Pensate al senso che ha il sacrificio all'interno della teologia cristiana, della teologia ebraica. È un atto violento che viene in qualche modo esposto pubblicamente, di cui ci si fa carico della gravità. Negli allevamenti e nei macelli non c'è nessun sacrificio, c'è la morte meccanica, che implica, per così dire, la totale assenza di un senso di responsabilità di un soggetto che nel momento in cui uccide lo può fare, ma lo deve fare, per così dire, assumendosi il peso, perdonate l'espressione, sporcandosi le mani del sangue di ciò che uccide, no? Mentre la morte meccanica è una morte che in qualche modo non ci lascia la morte del vivente totalmente come qualche cosa che è fuori dal nostro sguardo, che è fuori da qualsiasi nostra attenzione. Io credo che la filosofia contemporanea, per molti aspetti e da diversi versanti, stia andando verso una direzione, come diceva prima Leonardo, di problematizzazione della questione dell'animale, facendola diventare davvero una questione, come spero di avervi fatto intuire, in qualche modo decisiva, in cui ne va di quello che siamo noi, del nostro rapporto concreto con il mondo, del nostro rapporto concreto con gli altri. Cioè è una di quelle parole che nel momento in cui viene problematizzata non è che trasforma una fetta di realtà, che so, quella con cui noi abbiamo a che fare quando entriamo in rapporto con il cibo o con qualcos'altro, ma costringe a una forma di riorganizzazione totale della nostra concezione della realtà. Non è una questione come dire, settoriale, non è una questione che può essere relegata o, se volete, anche ben curata all'interno di una sua specifica settorialità. È una questione
in cui ne va di tutto dentro a questa vicenda. Quali sono gli stimoli che vengono dalla filosofia contemporanea che vanno in questa direzione di problematizzazione della nozione di animale? Allora, una delle parole che viene più utilizzata all'interno dei dibattiti filosofici contemporanei, adesso parlare di dibattito filosofico contemporaneo in senso, vuol dire così, come se se ne potesse parlare raccogliendolo in uno, è molto difficile in realtà, no? Perché i dibattiti sono molto diversi e a seconda degli ambienti e delle diverse questioni assumono forme diverse. Però insomma una delle parole che funziona molto nella filosofia contemporanea è la parola naturalismo. Che cosa si intende in generale quando si parla di naturalismo nel dibattito filosofico contemporaneo? È il tentativo di guarire la filosofia da una sua patologia cronica, che io chiamerei appunto lo spiritualismo, e cioè la convinzione che esiste un ambito di realtà che sfugge e è oltre la natura. Una delle idee guida del naturalismo è che quando noi cerchiamo di spiegare le cose del mondo, dobbiamo cercare sempre di evitare di ricorrere a spiegazioni sovrannaturali, no? Che vanno al di là di ciò che è natura. Molto spesso, se ci pensate, quando noi dobbiamo spiegare qualcosa che riguarda soprattutto le nostre vite, i nostri rapporti, le nostre relazioni, cerchiamo di chiamare in causa una qualche forza, una qualche potenza che è per molti aspetti sovrannaturale o che va al di là delle leggi della natura. Ma pensate semplicemente ai rapporti amicali, al nostro modo di stare insieme. Pensiamo che tutto questo non sia governato da leggi di natura, ma che ci sia qualcosa d'altro rispetto a questo. Ebbene, il naturalismo è l'invito, se non altro, a cercare di spiegare le cose del mondo attraverso il mondo, cioè a non attaccarsi a qualcosa di estraneo rispetto al mondo. Ovviamente il naturalismo, prima vi dicevo, è il tentativo di curare la filosofia da una sua patologia cronica, cioè lo spiritualismo, e il naturalismo rischia di produrre un'altra patologia, no? Cioè quello di trasformare tutto in rapporti naturalistici, per cui in realtà quello che noi crediamo essere l'amore è che abbiamo annusato degli odori chimici che ci fanno, che ci producono attrazione nei confronti di una persona, non è l'amore, insomma, no? Queste cose. Allora, la malattia naturalistica è il tentativo in qualche modo di ridurre tutte le spiegazioni. Io credo che si possa trovare, però non vorrei sembrare troppo democristiano in questo, che si possa trovare una qualche forma di mediazione nel pensare alla natura in modo diverso, cioè non pensare alla natura semplicemente come ciò che è regolato da leggi fisico-chimiche. Dentro la natura ci sono cose molto più complicate delle leggi fisico-chimiche, compreso il rapporto che ho io con mia moglie, compreso le relazioni padre-figlio, che sono relazioni che non sono spiegabili in termini puramente fisico-chimici, ma che non per questo sono extranaturali. Quindi forse il tentativo verso il quale bisogna andare, io credo che la questione dell'animalità in questo giochi una funzione fondamentale, nel pensare diversamente il concetto di natura, cioè di non pensare la natura semplicemente come ciò che è oggetto della fisica e della chimica, anche quando, come dire, leggendo un romanzo mi commuovo, è natura, ma non perché il romanzo ha prodotto chissà quali stimoli fisico-chimici ai miei occhi che producono commozione, ma perché l'evento del mondo che è il leggere il romanzo che provoca commozione è del mondo, non è qualcosa che viene da fuori rispetto al mondo. Quindi la prima attenzione nei confronti della questione animale è prodotta proprio da questa idea del naturalismo
come orizzonte generale di spiegazione dei fenomeni del mondo. Ovviamente nel naturalismo una vicenda decisiva è quella Darwin. Io continuo a essere convinto che la nostra cultura, la cultura occidentale, la filosofia non ha ancora digerito la rivoluzione darwiniana. Noi mentalmente siamo ancora pre-darwiniani. Cioè noi non pensiamo, non abbiamo un'ontologia del mondo coerente con la rivoluzione darwiniana. Noi continuiamo a pensare che esistano in qualche modo degli umani che funzionano in un certo modo e sono separati dalle vicende che riguardano il modo in cui gli animali funzionano. Insomma, io sono abbastanza convinto che dentro la nostra mente, guardate, non lo sto dicendo come un problema con il quale dobbiamo avere a che fare, che dentro la nostra mente noi continuiamo a pensare che la rivoluzione darwiniana è sicuramente, come dire, una grandissima rivoluzione scientifica, ci dà un'immagine della natura finalmente più adeguata rispetto a quella che avevamo precedentemente, ma riguarda appunto la natura, cioè una natura che noi guardiamo come dal di fuori, non come qualcosa che ci coinvolge. Non abbiamo ancora digerita questa faccenda qui, il fatto che siamo dentro la grande evoluzione della natura, la grande idea della selezione naturale così come è elaborata da Darwin. Questo è il primo punto che produce un'attenzione rinnovata nei confronti della questione dell'animale. Il secondo punto è quello di cui ha già detto abbastanza prima Leonardo e su cui Leonardo ha molta più competenza di quanto ne abbia io, e cioè quello dell'etica animale. Il problema dell'etica animale, dell'etica degli animali, cioè del rapporto etico nei confronti degli animali, ha, volente o nolente, provocato discussione e, come dire, innescato una serie di problemi che vanno ben oltre la questione dell'etica degli animali, ma che probabilmente, se non ci fosse stata quella pressione prodotta dall'etica degli animali, non sarebbe emersa a livello di ontologie, a livello di filosofia politica o a livello di altre attenzioni. Quindi ha avuto un ruolo decisivo Singer e tutto il movimento che prima Leonardo ha in qualche modo richiamato. Terzo punto che ha avuto secondo me una funzione importante all'interno del dibattito filosofico contemporaneo in relazione alla questione animale è quel movimento filosofico che ha a che fare in parte con Derrida, ma che forse ha oggi, soprattutto in Gilles Deleuze, il suo nome più importante, più significativo. Deleuze è un autore complicato, io non l'ho praticato moltissimo nella mia formazione, ho visto alcune cose, immagino che qualcuno di voi forse avrà presente alcuni libri che Deleuze aveva scritto insieme al suo fraterno amico, insomma, lo psichiatra Guattari. Deleuze e Guattari avevano scritto per esempio un libro che negli anni 70 è stato un fenomeno culturale particolarmente incisivo, che era l'antiedipo, e cioè Deleuze e Guattari erano i sostenitori dell'antipsichiatria. Quando in Italia si sviluppa il grande movimento di Basaglia, e cioè la liberazione dai manicomi, la liberazione della malattia mentale, del disagio psichico, da quella forma di reclutamento dentro la quale era costretta, contemporaneamente in Francia, appunto personaggi come Deleuze e Guattari sviluppano questo movimento che è il movimento dell'antipsichiatria, cioè della ribellione nei confronti della psichiatria intesa come una pratica di marginalizzazione, di esclusione di tutte le differenze che hanno a che fare con i comportamenti degli umani e che hanno, vedete ancora una volta, la funzione di legittimare un modello. Su questo Foucault, per esempio, in un libro
importantissimo, anche se per molti aspetti superato, però è un libro che ha segnato davvero la storia della cultura europea, che si intitola Storia della follia. Foucault mostra come, per esempio, nelle società antiche il fonde in qualche modo fosse, insomma la persona strana, no? Fosse del tutto integrata all'interno delle dinamiche sociali, nel senso che aveva una sua funzione all'interno delle comunità, il matto del villaggio, lo scemo del villaggio, tutte queste cose che ci sono. Con la nascita della psichiatria moderna, o per meglio dire, la nascita della psichiatria moderna, secondo Foucault, è in realtà il tentativo delle società moderne di marginalizzare, escludere tutte le forme di differenza che abitano all'interno delle società, in modo da costruire un modello il più possibile unitario e compatto, e dunque che si difende da qualsiasi differenza che lo possa in qualche modo intaccare dall'esterno. Ora, Deleuze e Guattari vengono dunque da questa storia. Deleuze, in alcuni scritti che stanno molto a cuore a un amico che è appunto comune mio e di Leonardo, che è Felice Cimatti, che mi piace qui ricordare perché ha scritto forse uno dei testi più importanti sui temi che stiamo discutendo, che è un libro quasi introduttivo, direi, che si intitola Filosofia dell'animalità e che è edito dalla Terza. Felice insiste tantissimo nel suo libro su questa nozione, che è una nozione che lui ricava da Deleuze, e cioè il divenire animale dell'umano. Cioè, guardate, l'operazione di Deleuze è tutt'altro che banale. Pensare l'animalità non come ci verrebbe spontaneo a volte pensarla, come una sorta di ritorno all'innocenza perduta, allo stato di natura, al buon selvaggio, cioè tornare indietro rispetto alla corruzione prodotta dalla civiltà. No, dice Deleuze, l'animalità come futuro, cioè divenire animali nel senso di riappropriarsi di sé, riappropriarsi, come diceva prima Leonardo, del corpo, della corporeità, del proprio essere un corpo. No, c'è un'amica mia di mia moglie che fa la sessuologa, che quando cerca di spiegare queste cose ai ragazzini, quando si cerca di spiegare questioni di educazione sessuale, dice sempre: noi abbiamo la convinzione di avere un corpo e non ci rendiamo conto che noi siamo un corpo, non è che ce l'abbiamo. Nel momento in cui noi cominciamo a pensare che siamo un corpo e non che abbiamo un corpo, capite che anche la nostra relazione con la sessualità cambia radicalmente. Divenire animali che è questa quasi slogan, direi, che viene usato da Deleuze, è il tentativo dunque di pensare la questione dell'animalità non come un ritorno mitico a un passato, a una natura incontaminata, ma come qualcosa che è una conquista per l'umanità, e dunque come un processo di evoluzione della civilizzazione e non come un processo di ritorno a una sorta di paradiso perduto pre-civilizzazione. Ovviamente tutte queste questioni, sto arrivando alla conclusione, non voglio annoiarvi ulteriormente, tutte queste questioni hanno a che fare con la questione decisiva, che è la questione dell'antropologia, cioè della concezione che è tipica della tradizione filosofica dell'uomo e che la questione animale rimette in questione, ritrasforma in problema. Il concetto di umano, il concetto di anthropos, per usare la parola greca, è un concetto che abbiamo assunto come un concetto noto, come un concetto non problematico, e che si rivela invece sempre più problematico, che necessita di essere ulteriormente e continuamente ripensato. Pensate oggi in filosofia c'è una grande discussione sul transumanesimo, e cioè
su quanto può influenzare, o per meglio dire, su quanto può modificare la nostra concezione di uomo, per esempio l'uso delle protesi. Provate a pensare, è davvero così fantascientifico pensare che noi potremmo diventare un po' alla volta un insieme di protesi artificiali? Che io avrei bisogno di una protesi al ginocchio, no? Che dalla protesi al ginocchio poi si passa ad altro, e cos'è che ne viene fuori? Che concetto è quello che viene fuori? Un umano che è in parte artificiale, che cos'è? Allora quella ridefinizione ma soprattutto più che ridefinizione, quel tentativo di muoversi in modo consapevole all'interno dell'essere sfumati dei confini è fondamentale. È molto rassicurante credere che abbiamo a che fare sempre con confini che sono simili alle righe che separano quelle è marmo, immagino, no? Il marmo, e nella realtà invece le righe non sono così nette, così determinate. Ora, tutto questo, e arrivo davvero alla conclusione, guardate, non significa che adesso allora ripensiamo l'animalità e tutte le cose ritornano a posto, no? Come se dovessimo in qualche modo, attraverso una chiavetta, regolare di nuovo il mondo come si regola un orologio, e una volta che abbiamo messo a posto questo, tutto è a posto. Io credo che ripensare il concetto di animalità sia davvero qualcosa che può avere anche degli elementi drammatici. Immagino che molti di voi o alcuni di voi siano vegetariani, vegani, eccetera, no? Io per esempio ho fatto le mie scelte individuali, non contano tanto, però ho un po' timore di una visione del mondo che vedo spesso attraversare il mondo vegetariano, antispecista, vegano, eccetera. E cioè, ed è per questo che mi sono portato questo libro di Coetzee, che si intitola L'infanzia di Gesù, che è l'ultimo libro che ha pubblicato, e che è un libro che quando io l'ho letto e che da quando l'ho letto non mi è più uscito, cioè non riesco a uscire fuori da questo libro, perché ho l'impressione che questo sia uno dei romanzi che in qualche modo ci sta descrivendo il mondo che noi viviamo adesso e il mondo a cui stiamo andando incontro, e ce ne mostra tutti gli elementi di bellezza e di pericolo. Allora, il personaggio di questo libro è un signore che accompagna un bambino, che si chiama David, in un mondo nuovo, collocato in Spagna, alla ricerca di una madre di questo bambino. La cosa interessante è che il personaggio del libro di Coetzee si sente un po' straniero in questo mondo. Questo mondo è un mondo dominato da quello che lui chiama la benevolenza, cioè un mondo in cui tutto funziona bene, non ci si fa del male, si è molto attenti l'uno nei confronti dell'altro, per rendere tutto il mondo benevolente, cioè dominato da questa quieta e asettica bontà. Si tende a eliminare tutto ciò che produce dolore, per cui anche i desideri, insomma, è meglio scioglierli, no? Perché il desiderio, la struttura fondamentale del desiderio è la mancanza. Quando è che noi proviamo desiderio? Guardo il mio amico perché c'è una citazione che ci sta molto a cuore di una bambina in un film di Wenders, che ha una faccia sofferente, eccetera, e il personaggio, dicevo sopra Berlino, l'angelo, mi si avvicina e mi chiede cos'hai, e lei risponde mancanza, no? E mancanza è
è esattamente l'origine del desiderio, ma è anche l'origine del dolore. Noi proviamo dolore quando proviamo mancanza, ma pensateci, la struttura formale del desiderio è identica alla struttura formale del dolore. Cioè essere degli esseri desideranti significa essere degli esseri, scusate il gioco di parole, che provano dolore. Allora in questa società si cerca di eliminare, per cui il sesso, ci sono delle case dove tu vai lì e prenoti un'ora, così ti liberi sostanzialmente del desiderio che ti produce dolore, ed è un servizio pubblico, no? È l'ULSS che te la dà questa cosa, perché così ci si rende, come dire, si costruisce una società il più possibile priva di dolore. E a un certo punto questo personaggio, che a un certo punto quasi va fuori un po' di testa, insomma c'è un momento in cui non riesce a vivere questa cosa, la citazione giusta, e gli dice sì, le cose qui non hanno il loro giusto peso. È questo che alla fine gli piacerebbe dire a Elena. Elena è la donna che lui ha conosciuto, per la quale prova desiderio, ma lei tende ad allontanare qualsiasi possibilità di desiderio, proprio in nome di questa benevolenza, no? Del tentativo di una vita più possibile priva di dolore. No? Le cose qui non hanno il loro giusto peso, è questo che alla fine gli piacerebbe dire a Elena. La musica che ascolta Elena non ha peso. Il nostro far l'amore non ha peso. Al cibo che mangiamo, alla nostra spaventosa dieta a base di pane, manca la sostanza. Manca la sostanza della carne animale con tutta la gravità del sangue versato e del sacrificio che c'è dietro. Le nostre stesse parole mancano di peso. Queste parole che non vengono dai nostri cuori. A me è colpito molto quando ho letto questo, no? Prima Leonardo vi ricordava che Coetzee è l'autore di quello che io ritengo essere il più bel testo sulla vita animale, in cui questo straordinario personaggio inventato da Coetzee, che è Elisabeth Costello, una sorta di professoressa che va a fare delle conferenze in giro, lancia questo atto d'accusa di dolore verso se stesso e di dolore verso il mondo, nel momento in cui appunto scopre il dolore degli animali e diventa una vegetariana integralista, una sfegatata, e non sopporta di non denunciarla questa cosa, perché gli sembra insopportabile continuare a tacerla questa cosa. Coetzee, lo stesso autore che ha scritto quel testo, qui ci parla di questa mancanza di peso che avrebbe il cibo in questa società benevolente. E allora ecco il punto, secondo me, che davvero necessita di un pensiero che ci chiama in causa. Il timore che a volte ho nei confronti di visioni del mondo che sono vicine alle idee appunto dell'antispecismo, del vegetarianesimo, eccetera, è che mi sembra che abbiano a volte la pretesa, mi sembra davvero una sorta di ibris, di eliminare la violenza dal mondo e in qualche modo di immunizzarci dalla violenza, di renderci immuni dalla violenza, asettici rispetto a tutto ciò che ha a che fare con la dimensione della violenza, con la dimensione di una certa ferocia che fa parte invece di ciò che siamo, che fa parte dell'animalità che dunque siamo. E che il problema, secondo me, non è quello di sterilizzarci dalla violenza, ma è quello di conoscerla, di esserne consapevoli. Come dire che nel momento in cui, e vengo appunto alla questione del vegetarianesimo, nel momento in cui mangio carne, devo sapere che dietro c'è un sacrificio, che dietro c'è il sacrificio, che dietro c'è l'uccisione. E allora, io sono convinto che nel
momento in cui mangiassi carne, dentro a questa consapevolezza, quell'atto non è più l'atto meccanico e industriale che fa chiunque di noi invece mangi carne oggi, e non è possibile farlo diversamente oggi. Sto dicendo no, adesso cambiamo le nostre abitudini, adesso mi prendo la gallina in casa, la uccido e così finalmente posso tornare. No, non è questo il problema. Ma se da un lato il grande, a me sembra la grande maschera del mondo in cui viviamo è la maschera appunto di non farci vedere la morte, no? Di non farci vedere l'uccisione, perché questo ci rende dunque possibile avere le tavole imbandite in un certo modo, eccetera. Dall'altro lato il pericolo opposto è quello di pensare che sia possibile una realtà umana totalmente depurata dalla violenza. Una realtà umana totalmente depurata dalla violenza rischia di essere una realtà umana totalmente depurata dal desiderio. Riuscite voi a pensare a qualcosa come l'amore senza la violenza, senza un elemento di violenza, senza un tentativo di, per esempio, sentire che l'altro è qualcosa che, passatemi l'espressione, che mi appartiene? E c'è qualcosa di più violento di questo? Di pensare che l'altro mi appartiene, che un altro con cui vivo è qualche cosa. Tutto questo non sto dicendo che è giusto o che è sbagliato, sto dicendo che è umano, e che essere umani significa in qualche modo fare i conti continuamente, quotidianamente, nel nostro piccolo gesto, nella mia microfisica del potere come professore universitario, che quando guardo gli studenti e faccio la battuta so che vado incontro alla loro risata, ma in quel momento io sto esercitando potere. Posso come dire, nominarlo come voglio, posso dire no, che in realtà era il mio essere carino con loro che mi porta a essere questo. In quegli atti io sto esercitando potere, sto esercitando violenza, che però è una violenza che fa parte della nostra vita. Non si tratta di eliminarla, si tratta di saperla vivere, di esserne consapevoli, di sapere che le nostre vite, il nostro camminare, è un camminare che implica violenza. So che a volte, dicendo questo, rischio a volte di toccare la sensibilità di qualcuno e davvero chiudo. Leonardo prima vi diceva della considerazione dell'animale che c'è in una filosofia come quella di Heidegger, no? E Heidegger, quando prende l'esempio di un animale di cui vuole descrivere che è differente da noi, prende l'esempio dell'ape, che uno viene da dire, beh, insomma, cioè è un animale di cui noi non vediamo lo sguardo. Capite che è diverso parlare di un'ape o parlare di una mucca, di un maiale, di un cane? Cioè, di fronte a questi animali io ho uno sguardo che mi guarda. L'ape è in qualche modo qualcosa, è una zanzara un po' più grossa, no? E la zanzara quando mi ruota attorno all'orecchio cerco di ucciderla, mi dà fastidio. Assumere questo tipo di animale come modello di animalità è un modo per rendere in qualche modo innocuo il nostro atto violento nei confronti dell'animale. Leonardo vi diceva che secondo Heidegger gli animali non muoiono propriamente, e Heidegger usa un'espressione terribile in realtà, che è molto più terribile di quella che diceva Leonardo prima, che è una traduzione un po' edulcorata della parola, perdonate, cito una parola tedesca, ma solo per la parola tedesca che usa Heidegger è che gli animali verenden, dice Heidegger. Se voi prendete un dizionario dei primi del Novecento, ma anche più tardo, della lingua tedesca, e guardate cosa vuol dire verenden, la prima occorrenza che trovate è crepiren, cioè gli animali crepano, gli uomini muoiono. Capite che Heidegger pone come una differenza radicale.
La morte è sapere che noi stiamo andando incontro, eccetera, mentre gli animali semplicemente a un certo punto trepano. Allora, bisogna assolutamente, io credo, uscire concettualmente da questo tipo di divisione, così come è posta da un grandissimo pensatore come è Martin Heidegger. Ma contemporaneamente credo che uscire fuori da questo non sia la costruzione di una umanità priva di violenza, priva di dolore, priva di sangue, priva di atti di sopraffazione che costituiscono in parte la nostra quotidianità. Noi li riusciamo a, come dire, superare questi atti di sopraffazione quanto più sappiamo che ci muoviamo sempre, comunque, dentro una violenza, che quando io cammino uccido formiche. Allora non è che si tratta di dire non cammino più, oppure vabbè, però la formica insomma la posso accettare perché eccetera. Si tratta di sapere che camminare significa anche uccidere formiche e che posso evitare di farlo in un certo modo, cioè posso evitare di non pensarlo e invece trasformarlo in qualche cosa che è costitutivo di quello che noi siamo. Permettetemi l'ultima citazione da Coetzee. La vita qui, dice, è troppo placida per i suoi gusti, mancano gli alti e i bassi, manca il dramma e la tensione, insomma la vita qui somiglia troppo alla musica della radio. Beh, allora grazie al professor Letterati per la vastità del panorama che ci ha mostrato, per la profondità di questi panorami. Prima di passare la parola, adesso perché per un minimo di confronto, dibattito, anche se l'ora si è fatta tarda, ecco, permettetemi di consigliare, proprio visto che il tema della questione animale, come ci ha ricordato il professore, è centrale, permettetemi di ricordare al lettore interessato e curioso il sesto volume del Trattato di Biodiritto di Rodotà e Zatti, che si intitola appunto La questione animale, un lavoro collettaneo di più di 600-700 pagine che affronta appunto in un'ottica multidisciplinare, dagli economisti, ai giuristi, ma anche ai cuochi, ai veterinari, agli etologi, ai teorici della mente, ai comportamentalisti, appunto la questione animale in tutte le sue sfumature. Quando il volume è uscito postumo e quando poi c'è stata la presentazione in Senato, ricordo che lo stesso Rodotà dice vabbè, gli altri 5 volumi riguardano questioni fondamentali, l'etica di fine vita, di inizio vita, senza il volume sulla questione animale probabilmente questo trattato sarebbe stato incompleto. Un'altra piccola precisazione, qui parla il medio pratico del diritto, che si trova ad avere a che fare molto spesso con concetti abbastanza monolitici come quelli di ordinamento giuridico, sistema giuridico, con riflessioni che hanno probabilmente una stratificazione ultracentenaria. Giustamente, probabilmente quel che dice Leonardo è vero, cioè possiamo considerare il tema dei diritti animali come uno dei temi, forse neppure quello fondamentale. Anch'io sono d'accordo, nel senso che anche dal punto di vista giuridico quel che è importante è proprio anche il livello di tutela effettiva che si garantisce all'animale. Ciò non toglie che io ritengo che ci siano anche dei buoni argomenti anche filosofico-giuridici per sostenere l'applicabilità delle nozioni, alcune delle nozioni fondamentali delle teorie normative, la soggettività giuridica, personalità giuridica, anche a determinate condizioni e tecnicamente agli animali. Insomma, questo naturalmente è un tema che avrebbe bisogno di una
approfondimento molto grande, naturalmente non è questa la sede per farlo. Leonardo, a te la parola. Direi che dovremmo chiudere anche abbastanza rapidamente, quindi pregherei ad entrambi, insomma, di essere sintetici, rapidi. Ecco, se avete qualcosa da dire, altrimenti possiamo anche diciamo, passare direttamente la parola a chi volesse. Io sarò rapidissimo, nel senso che secondo me la serata la conferenza di stasera ci mostra quanto siano importanti ingressi esterni rispetto alla questione animale. Per ingresso esterno intendo dire appunto un filosofo di professione che ci aiuta a comprendere qualcosa rispetto all'indirizzo che noi dobbiamo prendere. E la cosa finale che ha detto il professore Letterati è fondamentale. Molto dell'antispecismo contemporaneo, soprattutto quello non dei professionisti della filosofia, in cui io ancora credo onestamente, io se no non perderei tempo a provare a diventarlo, ha tacciato l'antispecismo di una sorta di messianesimo, anzi molto spesso si usa proprio questa parola, tante volte recuperandola da Benjamin, tante altre volte per puro gusto di inventario, per cui si pensa appunto che l'antispecismo sia una sorta di quasi di religione laica che deve eliminare la violenza in ogni sua forma. Questo a parte che è impossibile, per cui anche qualora fosse possibile sarebbe problematico, è già di per sé impossibile, sappiamo benissimo che la vita implica violenza sulla vita, la sola esistenza è violenza su altre forme di esistenza. Noi siamo circondati da organismi viventi che in qualche modo, circondati intendo dire proprio, pensate semplicemente ai batteri per esempio, che attraversano i nostri corpi in varie forme e che in qualche modo fanno sì che ci sia un mutuo rapporto tra vita e altra vita, per cui uccidere, vivere, uccidere, sopravvivere, tutto ciò. Se guardiamo la natura è un grande ristorante, non è che niente più che un grande ristorante. Molto spesso si cita il classico caso Leone Gazzella, giusto per citare un grande evergreen del dibattito antispecismo sì, antispecismo no, però è vero, la violenza è una componente fondamentale della natura. Il problema secondo me infatti è discutere come poi la violenza è stata istituzionalizzata all'interno del nostro sistema culturale, che è una cosa come dire, di ordine superiore che dobbiamo, però perché è fondamentale quello che si diceva a proposito a partire dal romanzo di Coetzee che anche io ho letto, che questa è, secondo me Coetzee risponde senza volerlo direttamente a quello che per esempio è stato appunto tutto il grande filone dell'antispecismo diciamo di prima, la prima cucciolata dell'antispecismo, mettiamola così, in cui si faceva un bilancio, l'utilizzassimo le preferenze, in cui si faceva un bilancio tra il provare piacere e provare dolore, in cui si dice che bisognava eliminare il dolore senza comprendere che in realtà l'eliminazione del dolore era anche l'eliminazione del piacere, appunto. Nel momento in cui noi mettiamo il dolore a zero, come fanno gli utilitaristi con i loro calcoli matematici in cui bisogna arrivare appunto più vicini possibile allo zero, stiamo anche mettendo il piacere allo zero, per cui la vita è tutta una corda tesa tra piaceri e dolori. Non ha nessun senso pensare di poter eliminare l'uno andando soltanto nell'altro, per cui è vero che secondo me bisogna cercare di non arrivare agli rischi di settarismo che io vedo, pur essendo parte integrante di questo movimento, che sono quelli per cui si pensa di poter arrivare alla non violenza più pura. Il problema, come sempre, secondo me sono le sfumature entro cui ci si muove, nel senso che da un lato c'è il pestare le formiche in un prato e dall'altro c'è la Shoah. È chiaro che queste due cose sono chiaramente soggette a dei gradi che potrebbero portarci da A a B, però mentre sappiamo che A è inevitabile e non dobbiamo fare gli stupidi e far finta che si possa vivere senza calpestare formiche, ognuno di voi che è venuto qui stasera in macchina e magari è uno tra i più vegani che io abbia mai conosciuto avrà ucciso almeno un centinaio di insetti con il suo parabrezza qualora abbia fatto più di 60 km orari, cioè non è che stiamo parlando di chissà quali grande velocità, basta vedere il tergicristalli in autostrada che cos'è, è un tatuaggio di insetti praticamente, lo si ritrova a destra e a sinistra, per cui è ovvio che
non si può pensare di eliminare la violenza tout court. D'altro canto c'è un'altra forma di violenza che è quella che a cui assistiamo all'interno dei macelli, quella che tipicamente viene vista proprio come la cesura della costruzione dei mattatoi di Chicago, le Union Stockyard, quelle che sono rese celebri dal romanzo La giungla, per cui là dentro si perde completamente la cognizione del dolore, secondo me si va verso un altro stato che è quella della riproducibilità della vita. Io non sono un grande amante del genere, nel senso che non l'ho mai apprezzato più di tanto, ma certe sue cose le ho sempre trovate estremamente profonde, ma molti di voi avranno presente l'ultimo documentario, quello sulla vita di Terzani, in cui Terzani viene intervistato nell'ultimo rifugio che si era costruito per ricordare i suoi viaggi in Oriente, in cui a un certo punto lui dice: come si può produrre la vita soltanto per massacrarla, no? E quello è il vero problema, che noi non soltanto uccidiamo, ma produciamo per uccidere. Quello secondo me è il vero meccanismo di violenza che va mascherato. Infatti io credo che l'antispecismo non sia una questione di contro l'uccisione degli animali, ma contro la produzione degli animali per la loro uccisione, per una cosa radicalmente diversa. L'idea che l'umano possa produrre per distruggere, che è un meccanismo di violenza molto più elaborata e complessa, e questo per dire semplicemente che neanche io, è lungi da me pensare che si possa creare un'umanità completamente priva da ogni forma di sofferenza. Un altro conto è pensare un'umanità che riesce a vivere in un modo quantomeno lievemente diverso da quello in cui attualmente vive. Professore, brevissima proprio davvero, perché magari c'è qualcuno che ha piacere di dire qualcosa. Sono totalmente d'accordo con questo che ha detto alla fine Leonardo, e cioè il problema che provavo a paventare al termine del mio intervento è che temo che la modellizzazione di una, come dire, società che riesca a cancellare il dolore sia la faccia rovesciata della società violenta dentro la quale noi viviamo oggi. E cioè, se ci pensate, questa società è caratterizzata dal nascondimento della violenza. Nessuno di noi vede quello che accade dentro ai macelli, dentro agli allevamenti, dentro a tutto questo, perché è affidato a un'industria che ha come proprio compito quello di nasconderla, in modo da farci trovare la cosa alla fine, come dire, il più possibile dissanguata, no? Il più possibile priva di qualsiasi segnale di questa violenza che ci fa orrore. C'è un brano di Rilke, grande poeta, che io trovo assolutamente straordinario, una lettera in cui parla della morte degli umani nella società contemporanea, e lui racconta come la morte, se non ricordo male, proprio inizia dicendo: oggi si muore negli ospedali, e si muore in stanze dentro gli ospedali in cui ci sono più persone. La morte è allontanata dalla visione, la morte viene trasformata in un elemento appunto asettico che deve venire il più possibile allontanato dallo sguardo, perché altrimenti ci inquieta, altrimenti è qualcosa che ci crea disagio, ci crea difficoltà. La costruzione di quel modello è la costruzione di una società, che è la società dentro la quale noi viviamo, che è la società appunto in cui si muore in ospedale, no? In cui non esiste, per esempio, ma esistono una serie di studi su questo interessantissimi. Quante persone della mia generazione, io ho 51 anni, quante persone della mia generazione hanno avuto un morto in casa? Pochissimi. Quante persone della generazione di mio padre hanno avuto un morto in casa? Tutti. Perché la morte era in qualche modo un elemento che costituiva
no? Allora, la società contro la quale l'antispecista combatte è la società che nasconde la violenza, è la società che cerca di, come dire, offuscare, di coprire di un velo tutto ciò che è dolore, ciò che è violenza. Per fare questo non deve cadere, questa è la mia tesi, nel pericolo opposto, cioè nella pretesa della costruzione di una società immune dalla violenza, anche di quella nascosta. Si tratta piuttosto di pensare una società che sia in grado di evitare tutta la violenza che si può evitare. È diverso dal dire eliminare la violenza, eliminare il dolore, ma quello che diceva Leonardo è fondamentale dal mio punto di vista. L'idea che noi produciamo per uccidere è un'idea aberrante, è un'idea della quale possiamo fare a meno. Cioè non è che stiamo pensando di dire non è che non voglio uccidere, ritengo, ripeto, che uccidere sia una delle dimensioni che fanno parte della nostra esistenza, che vivere significa anche uccidere, no? Ma uccidere, per così dire, in modo del tutto inutile, gratuito, o peggio ancora, separato, affidato a strumenti asettici, industriali e meccanici, è quanto di più aberrante io in questo momento riesco a pensare. Allora, grazie ancora per queste ultime precisazioni e ultimi interventi. Sono le 10:30 passate. D'imperio io farò fare solo al primo che alza la mano un intervento, perché poi altrimenti veramente sfondiamo nei limiti di pazienza. Già vedo, eccolo qui. Prego, si può pure alzare, oppure se vuole o venire qui o parlare di voi. Va bene qua. Volevo fare una domanda cioè adesso direi tutte le considerazioni che fatica a capire, però mi sembra che entrambi dite che non esiste un confine tracciato, cioè non esiste un confine così definito tra l'uomo e il mondo animale. E come dire, questo basta per dire che appunto non essendoci un confine definito non si può marcare una differenza, non possiamo farlo, non possiamo imporre l'ideologia, giusto? Allora però mi chiedo, d'altra parte mi sembra che si parli ad esempio del mondo vegetale, cioè come di essere vegetariani, come una cosa assolutamente accettabile. Allora mi viene da chiedere, ma come mai, cioè, come spiegate il fatto che l'animale non è diverso dall'uomo, mentre ad esempio il vegetale lo è? Cioè, se non esiste questa demarcazione, non esiste, come dire, il riconoscimento di un essere biologico, quindi dotato di vita. Questo sì, esiste, cioè la differenza tra un animale e una pianta e tra una pianta e un sasso qual è? E perché la pianta si può mangiare? Oh no, anzi, perché la pianta si può produrre per essere mangiata? Bene, chi vuole rispondere? Perché a me verrebbe semplicemente da rispondere che finché non scoprono quantomeno un neurone vegetale, insomma ci sono delle distinzioni tra animale e vegetale, però naturalmente la parola agli esperti. Lungi da me, credo anche al professore Lettrati, dirti cosa devi o non devi mangiare. Questo non l'ho mai fatto, per esempio. No. Non abbiamo sostenuto, almeno non io e credo neanche il professore Lettrati, che non ci sono differenze. È una cosa completamente diversa, cioè le differenze ci sono, anzi si è continuamente citato questo pensatore che è Derrida, che è il tipico pensatore della differenza, come di solito viene detto. Le differenze ci sono, c'è chiaramente una differenza tra me e un maiale, tra un maiale e un geranio, tra me e te,
tra me e Matteo, tra me e Damiano, tra me e... le differenze ci sono. Il problema non è che non si possano tracciare le differenze, ma che le differenze di per sé non siano sempre e comunque degli argomenti tali per cui possiamo passare alla discriminazione. Ora la tua domanda... Discriminazione vuol dire definire due cose diverse, discriminazione vuol dire... No, si può parlare di discriminazione morale, non di discrimine tipo c'è un bicchiere e un tavolo, cioè discriminiamo cosa c'è, ma discriminiamo nel senso morale, discriminiamo le persone di colore e dunque... Vuol dire che conosciamo di colore che sono diverse da quelle di non di colore. Vabbè, allora facciamo così. Per il colore sto parlando, non intendo dire discriminazione morale, non soltanto hai meno capelli di me dunque ti uccido, ok? Che è vero tra l'altro, hai meno capelli di me, però non ti uccido. Ma il discorso è questo. La tua domanda ne sottende un'altra però, che credo quella per cui tu realmente stai facendo la domanda, cioè perché posso mangiare vegetali e non animali? Giusto? Che poi è più costruita con questa cornice un po' più elaborata, ma mi stai chiedendo questo? No? Più o meno. Allora, questa è una domanda che ha tantissime risposte e se abbiamo tempo io te le do. Provo a dartene almeno una. Allora, innanzitutto questo fa il paio con il discorso che faceva prima il professore Lettrati, che nessuno sta pensando di eliminare ogni genere di violenza da questo mondo. Per cui non stiamo pensando a una condizione in cui l'uomo semplicemente vive chiuso in una teca in cui non calpesta, non uccide e non sfrutta la natura. Una dose di sfruttamento della vita e della natura animale e vegetale sempre esisterà, ok? Quindi nessuno sta arrivando a una condizione del genere. Dopodiché l'etica, nel momento in cui ne discutiamo, non può essere qualcosa di super erogatorio, tranne in casi eccezionali, ovvero non può portare al sacrificio della propria stessa vita. Per cui se io non mangiassi vegetali o non mangiassi proprio niente morirei, quindi non sarebbe più un discorso razionale sull'etica, ma sarebbe un pourparlers, cioè ok, anche le piante sono vita, dunque non mangiamo, dunque moriamo. Devo dire, sarebbe molto difficile promuovere un discorso razionale di questo tipo. Ammettiamo pure però che delle piante dovremmo avere un qualche genere di considerazione morale, perché anche le piante sono vita e via dicendo. Se questo fosse vero, e io sono d'accordo sul fatto che anche delle piante bisogna avere un qualche genere di considerazione, credo che il discorso della questione animale porti a riconsiderare la natura in una sua dimensione più vasta, articolata, quindi mi vuoi interrompere? Dimmi. No, volevo solo dire. Dimmi. Una domanda, no, perché mi interessa questo. Sì. Lei dice, però, perché non possiamo avere considerazioni morali dal punto di vista dell'idea dell'animale, ma non della pianta? Stavo cercando di ammettiamo pure, ti dicevo, che potremmo avere una considerazione morale nei confronti delle piante. Allora questo genera chiaramente dei problemi di ordine pratico, te ne faccio un paio, poi se poi ne discutiamo dopo mentre mangiamo, così non teniamo per le giuste. Allora, per esempio, gli animali che noi alleviamo all'interno degli allevamenti intensivi sono nutriti di vegetali, di moltissimi vegetali che normalmente non sarebbero prodotti ma sono prodotti soltanto per dare da mangiare a loro. In questo modo vengono disboscate porzioni enormi di natura per coltivazione per esempio di soia, che andrà mangiata da loro e poi noi mangeremo loro. Quale che fosse la mia considerazione nei confronti del mondo vegetale, il primo modo che ho di rispettare le piante è diventare vegano, il primo, perché questo mi permette di proprio impattare il meno possibile sul mondo vegetale, facendo in modo che si coltiva soltanto ciò che serve a noi e quindi diminuendo questa presunta sofferenza delle piante qualora esistesse, portandola al minimo essenziale. Nel momento in cui io mi nutro anche di animali, mi nutro 2 volte di piante. C'è stato un calcolo una volta che è stato fatto che chi si nutre sia di carne che di vegetali mangia 100 volte i vegetali che mangia un vegano, perché ovviamente c'è un processo di ordine superiore, il maiale deve nutrirsi di vegetali, io devo nutrire il maiale che è stato nutrito con i vegetali, e dunque questo aumenta a dismisura, e questo già basterebbe a capire perché se io do considerazione morale alle piante, cosa che è molto complicata, ma diamogliela
per esperimento mentale per venirti incontro, il primo modo che ho per rispettare è mangiare soltanto loro sostanzialmente. Poi ma se vuoi discutiamo meglio dopo. Sì, grazie. No, era una cosa davvero piccola su questo. Io considero la sua domanda una domanda seria, nel senso che ha una serie di conseguenze questa domanda che vanno prese secondo me molto sul serio. Nel modo in cui l'ha formulata c'è un problema. Allora, il primo problema è che lei dice ho capito che voi sostenete che c'è un confine sfumato tra noi e gli animali. Non è davvero capzioso quello che dico, ma già quando noi parliamo di noi e degli animali, evidentemente ci consideriamo come non animali, no? Dire noi e gli animali dall'altra parte. E io credo che le questioni che stiamo provando a discutere abbiano davvero invece molto a che fare col sentirci noi animali e parte di un processo naturale che ha una serie di complicazioni al suo interno. Sulla questione specifica, io per esempio, ma su questo ho avuto occasione appunto di parlare anche con Leonardo, mi ha sempre molto colpito il fatto che Leonardo ha un comportamento individuale straordinariamente rigoroso nei confronti di se stesso su queste vicende e contemporaneamente nessun comportamento, chiamiamolo così, impositivo nei confronti degli altri rispetto a questo, no? E perché secondo me questo è importante? Perché, per esempio, io davvero non mi sentirei mai di dire a qualcuno mangia o non mangia quella determinata cosa. Io quello che chiedo a me stesso è di assumermi la responsabilità di quello che faccio. Allora, io so che quando mangio una carota uccido un essere vivente, no? Viveva nella terra e me ne assumo la responsabilità. Mi assumo cioè la responsabilità perché mi sembra una responsabilità sopportabile, cioè riesco a sopportare questo tipo di idea. L'idea di invece puntare una pallottola sulla testa di un animale che ho di fronte perché ho fame non mi è sopportabile, cioè non riesco a sopportare la responsabilità di un atto di questo tipo. Quindi lo traduco non tanto in un sistema di differenze, questo lo posso, questo non lo posso, questo rientra nei miei poteri e quest'altro no, ma in una cerco di tradurlo in termini di responsabilità rispetto alle azioni che faccio. Ci sono delle cose rispetto alle quali riesco a portare il peso di questa responsabilità e ci sono delle cose che invece non riesco a riportare il peso di questa responsabilità e le rifiuto. Ma una domanda, però il discorso della pallottola è il minimo, perché c'è il lager, c'è l'animale appeso al gancio, tramortito ma non morto, perde il suo sangue, muore dissanguato, quando non è ancora morto gli tagliano le zampe, lo fanno a pezzi, gli tagliano la faccia, gli tolgono la faccia. Quindi la pallottola sarebbe già il minimo. Quindi la propria responsabilità è sapere cosa c'è dietro il macello. Benissimo. Io intanto devo dichiararvi anche il mio stupore e l'ammirazione per la vostra pazienza, nel senso che evidentemente i nostri relatori sono stati così bravi e così, diciamo, interessanti da tenervi qui per 2 ore e passa affidate. Per il resto vi ringrazio nuovamente per essere intervenuti questa sera e niente, direi che se non ci sono altre questioni possiamo senz'altro salutarci e vi invito appunto a quel buffet che sarà tenuto qui di fronte alla nostra sala. Grazie a tutti per l'attenzione.